Noi ci stiamo occupando della faccenda del granchio blu, questo crostaceo che effettivamente crea molti problemi ai pescatori perché le vongole se le mangia lui. Addirittura si parla di 10.000 euro al giorno di perdita, per i pescatori dicono di essere al collasso. La regione ha avviato una procedura di autodifesa. Che cosa state facendo? Beh, innanzitutto sottolineiamo come questa emergenza sia esplosa in queste settimane. Non si era mai assistito alla proliferazione così numerosa di questa specie invasiva, una specie alloctona che arriva dall'Oceano Atlantico, che ha trovato nelle nostre lagune, in particolar modo nel delta del Po, un habitat ideale che lo vede non solo proliferare di numero ma anche di dimensioni. Considerate che questi granchi blu sono mediamente molto più grandi rispetto a quelli che vengono dall'ambiente originario. Certamente oggi la presenza di questo granchio si trasforma da una specie che veniva commercializzata e quindi anche una risorsa che entrava nei nostri mercati ittici in una vera e propria calamità, una vera e propria emergenza, perché il numero è così elevato che questo granchio ha cominciato a nutrirsi del prodotto del lavoro dei nostri pescatori, ovvero delle costole, delle vongole, delle ostriche, di tutti i molluschi e anche mettendo in seria difficoltà tutto il comparto dell'acquacoltura, molluschicoltura e pesca. Fa oltremodo dei danni anche alle strutture, alle reti e consideriamo che ne sia una quantità ancora oggi indefinibile. Come Regione del Veneto naturalmente ci siamo subito attivati dando la possibilità ai pescatori di intervenire con vari strumenti, anche modificando quello che è il regolamento della nostra carta etica e quindi di introdurre nuovi attrezzi che siano più efficaci per la raccolta di questo granchio. Naturalmente ci attiveremo anche attraverso la corrisponsione di contributi che vadano a sostenere il danno economico e questo lo faremo sia attraverso i fondi strutturali europei che rientrano nella nostra programmazione sia con provvedimenti emergenziali. L'ultimo dato che vi posso dire è che abbiamo convocato un distretto della pesca dell'Alto Adriatico che comprende le regioni del Friuli, dell'Emilia Romagna e del Veneto, in cui abbiamo sottoposto la questione anche al Ministro chiedendo la dichiarazione di stato di calamità e quindi la possibilità di intervento come a livello nazionale con dei contributi, con degli indennizzi ai nostri pescatori. Un'ultima domanda, Assessore, ma questo granchio blu è commestibile, quindi si potrebbe anche metterlo in una filiera di produzione per farlo diventare a sua volta un pranzo per qualcuno, visto che lui si mangia le nostre vongole. Certo, il granchio blu è commestibile ed è anche buono ed è già commercializzato, fa già parte di una filiera, ma il proliferare del numero ha fatto sì che i costi fossero abbattuti. Se un chilo di granchio blu costava 8 euro qualche settimana fa, oggi costa meno di 1 euro perché ce n'è una quantità enorme. Ne stanno pescando, io vi do il dato della sacca di Scardovari, del consorzio Scardovari, ne pescano circa 40 quintali al giorno e nonostante questo prelievo il numero aumenta sempre in modo esponenziale, tanto che ormai è arrivato non solo nelle lagune ma anche fuori nel mare, nelle spiagge. E il fenomeno da noi diciamo è in esplosione, ma è un'avanguardia di quello che potrebbe succedere in tutta la costa veneta, del Friuli e dell'Emilia Romagna. È un problema veramente nazionale. La filiera esiste già, abbiamo anche preso dei contatti affinché questi granchi non solo possano essere utilizzati per il consumo umano, ma anche entrare nelle filiere, per esempio per l'utilizzo come mangimi, come materiale organico per altri utilizzi. Certo. Molto chiaro, davvero, grazie all'assessore Cristiano Corazzari e in bocca al lupo allora. Speriamo che in bocca al lupo ci vada il granchio, così ne eliminiamo un po'. Buona giornata, grazie.